Pronti? 1, 2, 3. È buono questa volta il segnale. Vediamo al comando subito il numero 3, Orfeo Jet, velocissimo, come sempre con i nastri. In seconda posizione filtra Zarzamora, all'esterno si presenta il favorito. Numero 12, Vasco Jet. Veronese, squalificato. Squalifica per Veronese invece, che esce di gara. 16-1 per i 200 metri, il favorito è già al comando. Orfeo Jet in seconda posizione, poi Zarzamora. Ancora Velvet Lux e via via tutti gli altri con in quinta posizione il numero 6 Rock the Night, poi Salvador Trio che ha sofferto il numero. Ci sono anche altri fuori corsa, tra questi Vesnadaghi che transita molto lontano dai primi. Intanto se ne vanno in 47-8 i primi 600 metri di gara con situazione tattica invariata. Vasco Jet, Orfeo Jet, Zarzamora nelle prime 3 posizioni, poi Velvet Lux, ancora gli altri. 800 iniziali, sempre a ritmo abbastanza tranquillo, con Zarzamora che esce all'esterno. 1-3,5 gli 800. Zarzamora va all'attacco di Vasco Jet quando siamo sulla seconda piegata. Vasco Jet replica, a contatto si mantiene Orfeo Jet, intanto il chilometro in 1:18,7, c'è stata un'accelerazione con un 15,2 di parziale. Numero 8, Taylor di Kuma, squalificato. La squalifica invece per Taylor di Kuma, cerca di avanzare anche Uftedmar che ora è in seconda pariglia esterna e segue direttamente le mosse di Zarzamora. Cavalli sulla penultima piegata. In vantaggio è sempre Vasco Jet, Zarzamora che insiste al suo esterno, a contatto cerca di rimanere Orfeo Jet. 600 alla conclusione, 14,4 il parziale. Ora si va decisi con Zarzamora che insiste su Vasco Jet che però replica ancora bene a 500 dal palo e i due sono perfettamente apparecchiati. Sbaglia Zarzamora ai 400 conclusivi, l'errore di Zarzamora e così al comando cerca di isolarsi Vasco Jet che ha nettissimo margine su Orfeo Jet che si mantiene in seconda posizione, avanti a Velvet Lux, poi Uftedmar, completamento della piegata con in netta evidenza Vasco Jet, il favorito, viene a concludere netto vincitore Vasco Jet per il secondo e ancora il numero 3 Orfeo Jet che tiene a bada i tentativi di Velvet Lux al quarto posto, Uftedmar 1:15,2 il ragguaglio conclusivo con un 28,1 intermedio micidiale, poi 29,6 a chiudere, ma se l'è meritata comunque Vasco Jet. Peccato per Zarzamora, fallosa ai 450 conclusivi quando era decisa l'attacco del battistrada e favorito. La vince quindi l'atteso Vasco Jet, numero 4 dello schieramento, quota addirittura di 1,58 per l'allievo di Vincenzo D'Alessandro Junior, che ne è anche il trainer. Secondo posto per Orfeo Jet che rientrava e a Cesena si comporta sempre bene. Al terzo Velvet Lux.